Ce lo prepariamo un bel casatiello stracciato, che dite? Io adesso di sicuro taglierò la fetta dove c'è meno salame, cioè meno affettato, già lo so. E funziona sempre così quando faccio questi video qua, che lo fa apposta. Guardate qua, cioè è morbidissimo. Non si vede, ah? Si vede che c'è, ce l'ho messo. È caldissimo, ma è morbidissimo. È super morbido con questa ricetta. Lo prepariamo insieme? Che dite? Andiamo? Andiamo. Farina zero, io ho usato quella per pizza e focacce. Sbriciolo il lievito di birra fresco e aggiungo l'acqua a temperatura ambiente. Ecco qua, un po' alla volta ed impasto. Così. Ecco qua. Un po' alla volta io lo metto tutto. Poi ho aggiunto il sale e aggiungo il pepe, un po' di pepe. Per la quantità di pepe fate a piacere, io non ne metto tanto. Ecco qua. E impastiamo un po' a mano, così. Poi aggiungo la sugna, se non avete la sugna potete usare il burro tranquillamente. Aggiungo sempre un pezzettino alla volta ed impasto. Ecco qua. E oggi deve andare così, TikTok mi ha dato problemi. Pastiamo bene. Se non volete impastare a mano va bene anche in planetaria. Eccolo qua. Io aggiungo salumi e formaggio a piacere, quello che preferite. Fate a pezzettini e aggiungete. Niente, non mi trovo proprio a registrare questi audio fuori tempo. Perdonatemi, ma non è stata colpa mia questa volta. Ecco qua, mescoliamo bene. Imburriamo la teglia, io ci ho messo la sugna, ma voi potete imburrare come preferite. Ecco qua, e lo sistemiamo qua. Eccolo qua, io copro e faccio lievitare. Accendiamo il forno 180 gradi statico, deve essere preriscaldato. Lui è stato quasi 3 ore in un ambiente caldo, ma come tempi di lievitazione può variare. Io in forno e torno subito, non vi muovete che torno subito. Eccolo pronto, un'oretta in forno.